Scusate, amici, sapete dirmi che posto è questo? Comare mia, entriamo nell'orto e i cavoli portiamoci via. Ma c'era qualcuno. La prima andò a vedere. C'è qualcuno nella casa? Quando tornano le comari la mattina seguente, guardano tutto l'orto e non si accorgono di niente. Di chi sei figlia, bambina? Della gnassa Bedda, cara vecchina. Prepariamo bene il forno, che voglio fare il pane. In un paese in riva al lago di Garda, 3 sorelle andavano a lavorare. E sentite un po' queste, cosa gli va a capitare? Dove corri così forte? Da mia mamma a Borgoforte. Mammina, ma che, come ti sei fatta nera? Che testa grande che hai! Me la mangiai in un sol boccone! A mezzanotte stavo cenando seduto a tavola, quando sentii una voce dalla cappa del camino. Era la compagnia con la bara, che veniva a prendermi credendomi morto. Dite che non siamo morti, che le fiabe e i personaggi delle fiabe non muoiono mai. Intanto gioiamo, intanto cantiamo, perché le fiabe in tondo girano e si tramandano e si trasformano e se poi cambiano, per sempre vivono!